C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bene, ben ritrovati di nuovo qui a Centro Anch'io. Ve l'avevamo promesso che vi avremmo riportato alla chiesa di Sant'Angela a Merici. Abbiamo ancora qualcosa da raccontarvi. C'entro anch'io. Il nome della chiesa era San Faustino a Sanguinem. Proprio qui nel IX secolo vennero ritrovati i resti di San Faustino e Giovita, che furono poi traslati con cerimonia solenne a San Faustino Maggiore il 9 maggio 806. Questa chiesa più antica si trova sotto quella attuale e conserva al suo interno un pozzo con le ossa di vari cristiani dei primi secoli. L'attuale nome della chiesa di Sant'Angela a Merici è la chiesa più importante della città per importanza spirituale. Vi si conserva il corpo della santa, che fu la fondatrice della Compagnia delle Dimesse di Sant'Orsola e che è meta di pellegrinaggio da parte dei membri dell'ordine provenienti da tutto il mondo. Purtroppo l'edificio principale è stato quasi del tutto distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale a causa di un bombardamento. Quello attuale è una ricostruzione. Bene, voi ora state guardando un po' in alto, però attenzione, perché che varda troppo in alto, i feneschi burlon tero, a tra poco. C'entro anch'io. Ocio, dove guardate? Siamo di nuovo qui, eh? Che varda troppo in alto, i feneschi burlon tero. Andiamo. Allora, la signora Marisa e il signor Peppino a Spassoli vi lasciamo andare subito, però questo ce lo dovete dire, magari anche in Valtrompia l'avete sentito. Che varda troppo in alto, i feneschi burlon tero. Okay. Cioè? Quelli che arda Quelli che credono di volere troppo cadono anche per terra. Peppino dica la sua, si riscatti che qua la moglie fa la parte del leone. Esatto, ci do la il pieno consenso. Te credo, se no non cena. Guarda, Suor Lucia della Bassa Bresciana. Suor Lucia, ma esattamente da che paese? Brandico. Brandico. Senta, Suor Lucia, che varda troppo in alto, i feneschi burlon tera. Caspita, se giri va in giro col coperario, al mica intero, non vede al mica dove va, al burlo intero. Signor Lucia, Penso, possiamo dirle una cosa? Lei è simpaticissima. simpaticissimo per dire quelle due stupidate qua. Che bello, questa è una puntata internazionale, amici. C'è il Canada, la Repubblica Dominicana, la Slovacchia, c'è di tutto, c'è la brescianità rappresentata in questa bella ragazza. C'è tutto, bene. Allora, proviamo con quest'altro. Che varda troppo in alto, i feneschi burlon tera. La figliola ha già capito tutto. Sì. Quindi che significa? Che non lo so, rispettare le proprie aspettative è importante, altrimenti si finisce per non guardare troppo in alto. La figlia è intelligente ed è bella, è bravissima. Come la mamma, è super intelligente, molto intelligente la mamma. Lei sa il dialetto? No. Si giustifica così. Che varda troppo in alto, troppo in alto cascano per terra, quindi non bisogna essere troppo ambiziosi. Bravissima. Hai bisogno dei sottotitoli per il dialetto. Che vado sempre in terra e va in terra. Te tavardeta in terra o tavardeta in alto? Ma mi sempre da davanti, sono i perdi l'urla, Lur e i suoi amici pensionati che è scappato. rompi bale. Attenzione, qua c'è un po' d'Italia, un po' di Marocco con questi ragazzi simpatici. Tutto bene a scuola? Perfetto. Sì. Speriamo. Le ragazze fate i bravi? No. Che varda troppo in alto, i feneschi burlon tera. Chi guarda troppo in alto va a finire che cade per terra. Tu dove guardi quando cammini? Per terra. Francesco dalla Calabria, hai detto? Da Reggio Calabria. Reggio Calabria, che fai a Brescia? Lavori, studi? Lavoro in un'agenzia immobiliare. Senti Francesco, che varda troppo in alto, i feneschi burlon tera, cioè? Quelli che guardano troppo in alto finiscono che cadono in terra. È un po' come sparare a 200 km e non beccare niente. Tu come sei? No, Molto no. ambizioso, stai coi piedi per terra. L'ambizione c'è, ma coi piedi per terra. Bisogna sempre metterci prima la testa e non fare il passo più lungo della gamba.
Pronti a chiudere anche questa nostra puntata. Che guarda troppo in alto, i fenis che i burlon terra. La traduzione è semplice. Quelli che guardano troppo in alto finisce che cadono per terra. Quindi è un richiamo al senso della misura, del sapersi accontentare. Beh, al giorno d'oggi di più sono quelli che guardano troppo in basso, troppo concentrati sul cellulare anche quando si cammina. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.